Approvato il bilancio di previsione del Veneto 2024-2026, manovra da 18 miliardi di euro, di cui 10 miliardi alla sanità. Bilancio tax free, cioè non ci sarà alcuna tassa a carico dei residenti. È una scelta di razionalizzare la spesa e quindi di non gravare la spesa regionale di quella che è la tassazione che utilizzano tutte le altre regioni d'Italia. Ricordo, tutte le altre regioni a statuto ordinario hanno l'addizionale IRPEF. Il Veneto è l'unica che non la applica e che per noi potrebbe, applicandola ai massimi sistemi, potrebbe generare 1 miliardo 150 milioni, quindi in 14 anni sono circa 15 miliardi di euro che sono lasciati nelle tasche dei veneti. Con lo stanziamento di 3 milioni e mezzo con i 16 milioni precedenti all'assessore Bottacin per quanto riguarda il dissesto idrogeologico del nostro territorio. Sì, è un intervento in più rispetto a quello che tradizionalmente l'assessorato dell'assessore Bottacin ha a disposizione e che nel corso di questi anni ha visto interventi per più di 2 miliardi, quindi un territorio che viene costantemente attenzionato. Confermato lo stanziamento per la cultura è pari a 12 milioni sui 18 complessivi a disposizione dell'assessorato anche per le altre competenze, mentre sulle borse di studio universitarie, oltre alla quota regionale, il Veneto è in attesa di conferme sulla quota di compartecipazione statale. La platea degli aventi diritto ha fatto di fatto esplodere un costo che noi dagli 8 milioni che ogni anno più o meno siamo riusciti a garantire dovrebbe aggirarsi intorno ai 21. Quindi questi ulteriori 13 milioni di euro riteniamo non debbano essere caricati solo ed esclusivamente nelle tasche della Regione. Quindi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le cui opere, sebbene completamente a carico del governo, vedono la Regione impegnata a liberare, per così dire, gli 85 milioni di fideiussione, anomalia anche per la Lombardia, così spiegata dall'assessore Calzavara. Una garanzia che io credo, come è successa e che succede in tutte le parti del mondo dove si svolgono le Olimpiadi, è il governo nazionale che garantisce il CIO e non le regioni, che sono invece poi i luoghi dove vengono ospitati.